Si è svolto stamani il primo degli appuntamenti dedicati ad Agrigento verso la capitale della cultura. Presenti al Teatro Pirandello i sindaci che hanno partecipato al concorso insieme alla nostra città. L'assessore Vullo comunica che fino al prossimo 7 settembre si potranno presentare le domande per il servizio domiciliare in favore dei minori e delle famiglie in situazioni di disagio sociale. Evento del Rotary di Agrigento, incontro con Sergio Davi, il mare e le microplastiche, la strada degli scrittori si avvia alla sua conclusione, gli interventi di Servillo e Ibla, stasera si parlerà di vino, domani gran finale dedicato a Camilleri, stasera a Racalmuto l'edizione 2023 del Premio Solidarietà organizzato dal Movimento Cristiano dei Lavoratori. Domenica l'Acragas incontra la squadra del Ragusa, mentre il Pro Favara a Caltanissetta al Nissa per il secondo appuntamento della Coppa Italia. E benvenuti con l'appuntamento odierno di TV Notizie. Al via stamani l'evento che il sindaco della nostra città ha voluto dedicare alla nomina di Agrigento capitale della cultura, invitando i sindaci delle 10 città finaliste del concorso per l'anno 2025. Si è discusso su città e progetti in reti. Il primo appuntamento è stato al Teatro Pirandello e ha visto purtroppo una ridotta partecipazione sia di pubblico che degli attori istituzionali del servizio. Al via stamani l'evento che il sindaco d'Agrigento ha voluto dedicare alla nomina di Agrigento capitale della cultura, invitando i sindaci delle 10 città finaliste del concorso per l'anno 2025. Il tema in oggetto, città e progetti in rete. Il primo appuntamento è stato proprio al Teatro Pirandello e ha visto purtroppo una ridotta partecipazione del pubblico che degli attori stessi, dell'istituzione pubblica. Ha portato il saluto del prefetto di Agrigento Romano, anche i sindaci della provincia mancavano quasi del tutto. Si è notata anche l'assenza dei parlamentari agrigentini e dei consiglieri comunali, solo in pochi erano presenti al teatro e solo qualche assessore della giunta Miccichè. Un evento poco pubblicizzato di cui se ne è saputo notizia solo un giorno fa ed è stato finanziato dall'assessorato ai beni culturali con circa 40.000 euro. L'evento vedrà tra gli altri appuntamenti anche una cena all'interno della Valle dei Templi stasera con la degustazione dei prodotti tipici della valle, Diodoros, quindi l'evento clou della domenica, l'atterraggio del tricolore con il reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania e cerimonia ufficiale della donazione del tricolore alla città di Agrigento. Oggi è un giorno importante, come dicevo poco fa, si è concretizzato il mio desiderio che ho lanciato dopo la proclamazione del 31 marzo a Roma, e cioè io ho lanciato un appello ai 9 sindaci delle città finaliste di fare un unico gruppo, di andare avanti insieme, di fare quella rete proprio turistico-culturale, in modo tale che il 2025 deve vedere tutte le 10 città italiane impegnate come se fossimo un'unica capitale. È iniziato ieri pomeriggio con la visita alla Colimpetra, un luogo fantastico, e ringrazio anche il FAE sia per l'ospite e per averci ospitato, ma anche per come sono riusciti veramente a realizzare quello che hanno fatto in questo giardino che ricordate bene tantissimi anni fa era abbandonato. Adesso è un luogo fantastico, abbiamo colpito già ieri sera, stamattina ci sarà quindi questa conferenza con le proiezioni dei 10 video delle 10 città, ci saranno i vari interventi dei vari sindaci. Oggi pomeriggio ci sarà una visita guidata, prima la mostra nella caserma dei Carabinieri, quindi poi una visita guidata al centro storico, cattedrale, Mudia, Lucchesiana, Santa Maria dei Greci e poi Casa Barbadoro. Domani si concluderà la giornata con l'avio lancio dei paracautisti dei Carabinieri che scenderanno dall'alto porteranno il tricolore a me sindaco, ma a tutti i 9 sindaci, anche sindaci della provincia di Agrigento che sono presenti sia oggi che domani, e quindi alla fine la giornata terminerà con la visita alla Scala del Genone. Rappresenta una promozione turistica impressionante, perché capite bene, nel 2025 Agrigento promuoverà
le nuove città, e le nuove città promuoveranno Agrigento, quindi ogni mese dell'anno qualsiasi turista andrà ad Aosta, Asti, Orvieto, Spoleto eccetera, saprà che ad Agrigento ci sono determinati eventi e così viceversa il turista che verrà ad Agrigento saprà che in quel mese ci saranno gli eventi in una delle nuove città. Splendida iniziativa, noi dobbiamo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale di Agrigento, il sindaco Miccichè per l'ospitalità e per aver costituito davvero un format importante, un contenitore che spazia da Agrigento fino ad Aosta, che attraversa lo Stivale, perché questa esperienza, i dossier, le audizioni ci hanno insegnato che l'Italia, lo Stivale, ogni minimo frammento è un frammento di storia, di cultura e di tradizione. E noi dobbiamo continuare su questo solco e utilizzare questo format per promuovere i nostri territori. Quale sarà l'apporto, il sostegno del suo comune ad Agrigento, capitale della cultura 2025? Sarà un sostegno importante, avvieremo una serie di relazioni, ne abbiamo già parlato e sicuramente condivideremo una serie di iniziative già oggi in questa occasione. L'assessore Marco Vullo: si possono presentare fino al prossimo 7 settembre le domande per il servizio di educativa domiciliare in favore dei minori, delle famiglie in situazioni di disagio sociale e a rischio emarginazione. Il servizio. L'assessore comunale ai servizi sociali di Agrigento Marco Vullo comunica ai cittadini che è attivo l'avviso pubblico attraverso il distretto sociosanitario di Uno per il servizio di educativa domiciliare in favore dei minori e delle rispettive famiglie in situazioni di disagio sociale a rischio emarginazione. L'avviso a 1-2019 PAIS educativa domiciliare sarà erogato attraverso dei voucher digitali. Il servizio, continua l'assessore Vullo, ha lo scopo presicuo di promuovere benessere psicofisico per i minori in situazioni di disagio e di svantaggio attraverso delle prestazioni di assistenza educativa domiciliare finalizzato a forme di sostegno nei confronti delle famiglie beneficiarie che saranno prese in carico dal servizio sociale professionale per la stipula del patto di inclusione sociale al fine di supportare i minori nei processi di crescita educativa. Le domande, continua l'assessore Vullo, per gli aventi diritto andranno presentate in apposita istanza da compilare in ogni sua parte attraverso la piattaforma Servizio Sociale Digital nella home page del sito istituzionale, sezione avvisi. Le domande in digitale potranno essere presentate entro le ore 24 del 7 settembre. Si porta a termine, conclude l'assessore Vullo, con un altro servizio importante di inclusione sociale e di sostegno alle famiglie per quanto concerne i processi educativi dei minori che necessitano un ausilio concreto per le oggettive difficoltà che devono affrontare nel difficile percorso di crescita dei loro figli. Azione meritoria del consigliere comunale e assessore allo sport Gerlando Piparo, che ha provveduto a fare ripulire lo stadio Seneto di Agrigento a proprie spese. Nota stampa del coordinamento provinciale di Agrigento di Fratelli d'Italia, che afferma come azione meritoria del consigliere comunale e assessore allo sport Gerlando Piparo, che ha provveduto a fare ripulire lo stadio Seneto di Agrigento a proprie spese. Non nuovo ad atti del genere, l'assessore Piparo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un collage di immagini che testimoniano l'avvenuta pulizia degli spalti, la sanificazione e igienizzazione dei bagni e l'osservamento degli spazi esterni all'impianto sportivo. Essere amministratore per me, afferma Piparo, anche questo è mettermi a disposizione dei miei concittadini, fare tutto ciò che mi è possibile per rendere la mia città più bella e vivibile. La mia iniziativa vuole essere anche opera di sensibilizzazione di tutti i cittadini a mantenere pulita la propria città. È necessario che tutti facciano la loro parte. Per quanto mi riguarda, io ce la metto tutta nell'ottica di una collaborazione generale e di programmazione. Seguiranno interventi di adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche, un tema a me particolarmente caro. Stiamo lavorando, conclude Piparo, con dedizione e amore per la nostra città, al di là degli steccati politici, facendo sempre seguire i fatti alle parole. Sergio Davi, il mare e le microplastiche, è stato questo il tema dell'incontro che si è svolto organizzato dal Rotary Club di Agrigento, presieduto da Giuseppe Lamendola.
Un incontro qui del Rotary sul mare e le microplastiche che prevede anche una partecipazione di una persona importante, di uno scrittore importante, che poi ci presenterai, Presidente. Sì, è un ospite decisamente importante, è un amico, però è un personaggio pubblico, lui è ambasciatore per l'ambiente, dell'ambiente. È famoso anche con il nomignolo di navigatore solitario. Perché? Perché nelle sue avventure lui è da solo con il suo gommone. Tenete conto che da Palermo lui è riuscito a raggiungere la lontana Los Angeles in gommone, quindi per me personalmente, ma anche per il club, è motivo di orgoglio averlo stasera qua come ospite, e con l'occasione appunto parleremo anche delle problematiche del mare, delle brutture che ahimè ci sono nei nostri mari. Lei si è speso particolarmente verso questo tema del plastic free, insomma, del non inquinamento, noi, con precedenti iniziative che ha già fatto. Sì, già abbiamo fatto delle iniziative a luglio con il pesce mangiaplastica, che è stato collocato qui sul lungomare di San Leone, e a seguire poi c'è stata un'altra attività, abbiamo raccolto la plastica che ahimè viene buttata in maniera incivile, mi duole dirlo, nella nostra spiaggia. Per un'intera domenica abbiamo pulito quelle spiagge, e ora a chiusura dell'estate abbiamo questa ospitata importante. Questa esperienza ad Agrigento al Rotary per raccontare appunto le sue avventure sicuramente particolari, ce le racconti? Avventure in gommone, ho girato tantomeno la parte occidentale del mondo, ho fatto parecchie missioni, da Palermo Caponord, Palermo Los Angeles, Palermo New York, Palermo Brasile, e per me è un onore essere qua. Io sono ambasciatore del distretto, ma sono anche un amico di Peppe, appunto, che è il presidente del Rotary di Agrigento, con cui parleremo di mare, parleremo di attenzione verso le microplastiche, ci confrontiamo insieme per vedere che cosa si può fare nel quotidiano, poi fondamentalmente, perché tutti noi purtroppo vivendo inquiniamo, ma vivendo possiamo anche inquinare meno, ed è questo un po' dobbiamo focalizzarci su questo. Se si va in spiaggia, portiamoci indietro la plastica per poterla riciclare. Se dobbiamo, andare nel centro storico, dobbiamo fare 500 metri, lasciamo pure la macchina lì, facciamo 2 passi a piedi. Piccole cose che insomma tutti noi conosciamo e che possono essere utili per quella famosa goccia in mezzo all'oceano. Qualcosa che l'ha particolarmente colpita durante questo suo navigare solitario? Ma allora, io nel Los Angeles ho fatto l'Atlantico nella realtà in compagnia con degli ospiti particolari, poi tutto il Pacifico in solitario. Diciamo che cosa mi ha colpito? Mi ha colpito quelli che poi sono i risultati fatti con l'IZS e con l'Aten Center dell'Università di Palermo, i risultati dei prelievi delle acque che poi abbiamo analizzato, che purtroppo sono peggiori a quelle del 2019 durante la traversata Palermo-New York, e questo è veramente un problema. Dobbiamo invertire questa marcia. Quindi facciamo un appello a mantenere le nostre spiagge, le nostre coste più pulite. Assolutamente, cerchiamo veramente di fare nel quotidiano tutto il possibile per, ripeto, questa famosa goccia in mezzo all'oceano. Il master di scrittura della strada degli scrittori si avvia alla sua conclusione con le lezioni di domani di Massimo Brai, direttore dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. Si chiudono così 7 giorni di lezioni e laboratori affidate a grandi firme del giornalismo, della letteratura, della musica, tra i docenti anche Peppe Servillo e la cantante Ibla. È andata molto bene, sono state 2 ore di chiacchierate, di domande, di considerazioni che ho messo sul tavolo all'inizio, proprio avendo fatto questo mestiere per parecchi anni, augurandomi di farlo ancora. Sono per l'appunto un autodidatta e ho invitato tutti, avendone la possibilità,
a frequentarla anche una scuola e al contempo essere anche autodidatti di se stessi. Le parole nella musica è una faccenda che riguarda la scrittura, ma riguarda anche la possibilità di interpretarle, queste parole, la possibilità di dare una centralità ancora alla parola che oggi è messa in dubbio spesso dalla predominanza delle immagini. Quindi abbiamo cercato, come dire, di fare un po' un'analisi dello stato delle cose nel modo meno pedante possibile, da parte mia spero, interessante e curioso per tutti. È stata una giornata incredibile di condivisione, di scambio energetico, per me fondamentale, perché il fatto di sentire il calore degli altri, l'interesse per delle storie che appartengono al passato e che secondo me vanno costantemente ricordate, perché io dico sempre che il passato serve ad avere un futuro migliore, un futuro con meno sbagli probabilmente, perché imparando e assimilando il passato abbiamo l'opportunità di capire cosa è giusto, cosa va fatto e cosa è estremamente deleterio. Quindi questi incontri sono davvero molto molto importanti per una crescita e per capire determinate cose che magari da soli non riusciamo a comprendere. Io mi sono avvicinata a Rosa perché cercavo la mia autenticità e io credo che l'unico modo, o comunque il primo modo, per ritrovare se stessi e capire chi realmente sei, bisogna cercarlo nella propria terra, nelle proprie origini e in tutto quello che in qualche modo porti in vena e che ti ha formato e che ti ha cresciuto e che ha creato una mentalità e una forma mentis. Quindi io credo che pian piano capiremo quanto è importante mantenere costantemente in vita le proprie origini e quindi la musica e quindi le storie del passato. Insieme a Mario Ganci, chitarrista, ai quali noi non ci avviciniamo neanche lontanamente, parlo sicuramente per me, un grande duo che il sabato sera lietava la grande platea televisiva italiana in programmi come Senza Rete, eseguendo canzoni come Furtudella, canzoni anche come... Si facevano i propri bisogni fisiologici dentro i secchi che poi venivano svuotati per strada. Fecero 5 figli,
nati da abitudine e abusi, 4 femmine e un unico maschio che nacque purtroppo paralizzato. A quei tempi regnava esclusivamente la fame. In maniera facile, non la fai la musica, non fai musica, soprattutto a quei tempi, perché era estremamente difficile. La gente, gli artisti facevano musica perché volevano condividere una cosa che avevano dentro e che sapevano di doverla donare al mondo. Oggi secondo me questa cosa si è un po' persa, si fa musica per fare dischi che ti dà un valore, se non hai un disco d'oro, disco di platino. Però qui stiamo crocifiggendo un po', processando i talent a questo punto, sì. Dove però tu hai avuto un grande successo. Bisogna crocifiggerli. Volevo trovare un modo per arrivare a più persone possibili e raccontare quello che avevo dentro, che ho dentro, a più persone possibili. E in questo Amici, la scuola di Amici aiuta tantissimo e ti aiuta anche a livello formativo. Sono circa 60 le tartarughine nate nella spiaggia del Lido Pisciotto a Licata dopo la nascita nei giorni precedenti di altri 50 e di 5 avvenuta a Menfi. A comunicarlo il presidente del WWF Sicilia, Giuseppe Mazzotta, il servizio. Emergono da sotto la sabbia una 60ina di tartarughine, il secondo nido della spiaggia di Pisciotto a Licata, a pochi metri da un altro nido le cui uova si erano schiuse nei giorni scorsi, rilasciando più di 50 tartarughine, proprio lì davanti agli occhi dei volontari del progetto Tartarughe del WWF, insieme a tanti volontari che dalla gioia si sono messi anche a piangere. Adesso si attende che escano la sottosabbia fratellini e le sorelline tartarughine. Per questo ci si dà i turni per aiutare i nascituri nel breve tratto di spiaggia che dal mondo sotterraneo li porta al mare, dove vivranno, cresceranno e ritorneranno di nuovo lì, da adulti, nello stesso posto dove sono nate, per affidare al destino la loro nidiata. Intanto a Menfi è stata portata a termine l'operazione di monitoraggio del nido di Contrada Capperina, che ha visto la nascita di sole 5 tartarughine. Da oggi ci saranno anche queste piccole menfitane a nutrire la speranza di vita per questi esseri che ispirano tanta tenerezza, ma sono tenaci come i volontari del WWF che rinnovano ogni anno il gioioso rito della nascita, testimoni di un mondo che si dibatte tra mille difficoltà per affermare la propria vitalità. A comunicarlo in una nota stampa è Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea. E gli uomini di Palermo dicono no alla violenza sulle donne. Ieri sera un corteo dai Quattro Canti al Foro Italico organizzato dal deputato regionale Ismaele Lavardera, il servizio. Gli uomini di Palermo dicono no alla violenza sulle donne e organizzano un corteo dai Quattro Canti al Foro Italico. Proprio per questo la sfilata ha avuto una tonalità rossa, un nastro che ogni uomo, quasi come se fosse una ferita, ha indossato per dimostrare alla città, a tutte le donne vittime di violenza e in primis alla 19enne stuprata da un branco di 7 ragazzi, che non è da sola e che Palermo è con lei.
una manifestazione per dire no contro la violenza sulle donne, ma soprattutto organizzata da uomini. È un segnale, spesso e volentieri quando si parla di violenza sulle donne a parlarne sono soltanto le donne. Noi uomini dobbiamo prendere coscienza che il problema dovrebbe partire proprio da questo esame di coscienza che dovremmo fare noi stessi. È una società spesso patriarcale dove le donne non vengono viste, ad esempio un esempio pratico, quando Giorgia Meloni è stata eletta, è stata diventata premier, è stata una notizia. Ecco, vedere che una donna possa ricoprire un incarico pubblico così rilevante non deve essere una notizia, dobbiamo cominciare a scardinare questo meccanismo per cercare di portare la normalità. Ma non deve raccontare qualcosa? Guarda, da un certo punto di vista sono direi soddisfatto tra virgolette per il fatto che quasi che tipo, la gente finalmente si sia accorta di un problema che esiste da tempo e del quale parliamo, molta gente ne parla da tempo. Io lo faccio ad ogni concerto, lo dico sempre, perché non può essere la normalità il fatto che una donna debba morire per amore, ma anche il semplice fatto che una donna debba ricevere meno attenzioni di un uomo sul posto di lavoro o dappertutto. Una società civile che si rispetti, che si definisca tale, deve avere parità di diritto. E poi è sempre, guarda, io più cresco e più mi accorgo che senza l'elemento donna, ora magari elemento è un po' freddo come termine, è un mondo inutile. La donna riesce a far diventare belli anche i brutti. E si è svolto a Enna il seminario verso il nuovo anno scolastico organizzato dalla CGIL Scuola. Un pomeriggio di riflessione su un tema abbastanza delicato come quello del dimensionamento della rete scolastica. Sono emerse posizioni contrastanti, ma secondo me ci sono emersi anche punti comuni. Sono sicuro che si cercherà di approfittare di questa occasione per ragionare su una qualificazione dell'offerta formativa delle nostre scuole, conciliando le esigenze anche del contenimento del numero delle istituzioni scolastiche col tentativo di dare risposte concrete al territorio. Tante preoccupazioni, a partire dalle questioni emergenti, prima fra tutte il tema del dimensionamento scolastico. In Sicilia verranno tagliate 100 istituzioni scolastiche, in Italia il 10% in meno. Questo vorrà dire soprattutto in tante regioni del sud una riduzione della presenza e della diffusione delle autonomie scolastiche nel territorio. Riteniamo questa una scelta sbagliata. Lo diciamo insieme ai tanti dirigenti scolastici che insieme a noi in questi mesi ci hanno sostenuto in questa battaglia, perché non è soltanto una questione banale di spending review, come è chiaro negli obiettivi del governo. Il tema che c'è dietro, ed è importante sottolinearlo, è una riduzione dell'offerta formativa nel nostro territorio, in particolare nel Mezzogiorno e in particolare nelle aree dove invece ci sarebbe più bisogno di scuole, dove avremo bisogno di più scuole. So fare due cose assieme, l'assessore regionale e l'alunno. Oggi sono stato interrogato dalla CGIL verso il nuovo anno scolastico e non mi sono sottratto alle domande di tanti presidi che sono venuti qua a chiedere quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. A me fa piacere che un'organizzazione sindacale così autorevole e importante si occupi non solo di come organizzare l'anno scolastico, ma della strategia che vuole condividere con la Regione. Io parlo con tutti, ascolto tutti, l'ho detto a chiare lettere, tanti suggerimenti possono essere accolti, tanti altri non riusciamo a soddisfarli, ma alla fine dobbiamo decidere. Sul piano di dimensionamento dobbiamo lavorare per riqualificare e non tagliare, ma razionalizzare tutto quello che possiamo razionalizzare per garantire un servizio efficace, efficiente, autonomo e come dire, performante agli studenti siciliani. Poi me la mando. Siamo molto soddisfatti per queste due giornate, non solo per la grande partecipazione che ha visto numerosi dirigenti arrivare da tutta la Sicilia, ma anche per i temi che sono stati discussi in queste due giornate, tutti temi di grande rilevanza non solo per i dirigenti scolastici ma per tutto il sistema di istruzione della nostra regione e anche del nostro paese, anche alla luce della presenza e dell'intervento della segretaria nazionale Gianna Fracassi. Abbiamo avuto anche ospiti importanti come il direttore
generale Giuseppe Pierro, l'assessore regionale Mimmo Turano, con i quali abbiamo affrontato il tema del dimensionamento scolastico, sul quale noi insistiamo, bisogna intervenire per evitare che questa norma riduca al lumicino il sistema di istruzione della nostra regione, che è già in una condizione di grande disagio, e lo dicono i numeri della dispersione scolastica e della povertà educativa. Bisogna intervenire sulla scuola, ma bisogna farlo con diciamo, fatti concreti, con risorse economiche, riducendo il numero degli alunni per classe, aumentando il tempo scuola e facendo in modo che ogni singolo territorio della nostra regione abbia una presenza istituzionale importante come quello della scuola. E si svolgerà oggi pomeriggio il Premio Nazionale Solidaritas, organizzato dal Movimento Cristiano dei Lavoratori, dedicato a Monsignor Cataldonaro, consegnato a diverse personalità che si sono distinte nel mondo della solidarietà, della cultura, dell'arte e del lavoro. Si svolgerà a Racalmuto, presso la sede della Fondazione Leonardo Sciascia. A Messina, cantiere a cielo aperto a Villa Dante. Finalmente a Villa Dante siamo riusciti a chiudere una parte dei lavori, tutta la parte sportiva è stata collaudata, è stata resa fruibile, è stata utilizzata da oltre 400 bambini nelle ore diurne e tutte le prenotazioni fino a sera sono complete, quindi è fruito un po' da tutta la cittadinanza. Su questa parte a sud stiamo lavorando, stiamo continuando e completeremo i lavori, penso entro dicembre completeremo tutti. Di finito c'è un'area giochi per disabili, sono arrivati pure tutte le attrezzature da montare, stanno lavorando sulla piscina con i giochi d'acqua, abbiamo sostituito le pompe di sollevamento, da lunedì si lavora nell'arena per la sostituzione di tutti i seggiolini, il rifacimento della pavimentazione in resina e la collocazione dei canestri, anche quest'area sarà sempre fruibile a tutti i cittadini. Insomma, si stanno anche impiegando delle risorse importanti per riqualificare una villa, un parco che negli ultimi anni era stato dimenticato. Sì, purtroppo il problema è proprio quello, che la mancata manutenzione ha causato un importante lavoro di ristrutturazione. La stiamo ristrutturando totalmente, dei lavori che potevano essere fatti pian piano negli anni, invece sono stati fatti tutti in contemporanea. In questo momento abbiamo 2 ditte, metà villa da lunedì sarà chiusa, questa nella parte dei lavori in corso, per consentire la conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile. Nonostante il grande impegno e il grande sforzo, bisogna adesso però pensare anche alla sicurezza. Ci sono stati già degli atti vandalici? Sì, per quanto riguarda la sicurezza stiamo implementando l'impianto di illuminazione, ancorché già efficiente. Le telecamere sono funzionanti H24, ci sono stati dei giovani, degli adolescenti, dei 14enni che hanno fatto degli atti vandalici, hanno utilizzato delle telecamere come tiro a bersaglio, sono stati già identificati, stiamo procedendo con una vigilanza notturna, c'è una pattuglia esterna e un personale interno che tutte le notti vigila la villa. Non vogliamo che vengano vanificati gli sforzi che questa amministrazione sta facendo per rendere fruibile questo polmone cittadino. La linea alla regia per la pubblicità. E si svolgerà domani domenica alle ore 16 l'incontro di calcio tra la squadra dell'Akragas e il Ragusa. Calcio per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. E dopo la tonificante vittoria ai danni della Novegea domenica scorsa in Coppa Italia, la compagine dei Templi è pronta alla sua seconda consecutiva sfida contro il Ragusa del tecnico Ignoffo. Una gara che si sarebbe dovuta disputare all'Aldocampo di Ragusa, ma che per sua esplicita richiesta della stessa compagine Iblea si giocherà invece allo stadio Esseneto. La compagine Iblea è in grande forma e l'avere superato fuori casa il Siracusa non è stata veramente una cosa da poco conto. Quella che attende dunque l'Akragas è una sfida molto impegnativa, una sorta di prova del 9, in vista anche dell'inizio del campionato che prenderà il via proprio la prossima domenica 10 settembre. Ricordiamo che il Ragusa sotto una rete è stato bravo a ribaltare il risultato con le reti messe a segno da Garufi e Tuccio. Unico assente di questa sfida sarà il difensore Porcaro per squalifica. Infatti quest'ultimo è stato espulso insieme all'aretuseo Russotto. Il Ragusa è una compagine organizzata e ben assortita
che annovera calciatori di provata esperienza e all'Esneto intenderà fare bis per proseguire il proprio cammino in Coppa Italia. Anche l'Agregas è una squadra in piena forma e i giovani leoni di Marco Coppa sono pronti a dare battaglia dopo la convincente prova d'orgoglio espressa contro la nuova Igea Virtus. Tra l'altro va ricordato che si sono rivisti in gruppo il giovane Baio e il giapponese Morimoto, che fremono per scendere in campo. La gara di Coppa Italia Agregas Ragusa, fischio d'inizio alle ore 16, sarà diretta da una terna tutta palermitana, Umberto Spedale di Palermo, con assistenti Manfredi, Canale e Roberto Cracchiolo, anch'essi della sezione di Palermo. Mister Coppa, domenica Coppa Italia in casa contro il Ragusa, che partita dobbiamo aspettarci? È una partita diversa rispetto a quella della volta scorsa perché l'avversario è un avversario diverso, con caratteristiche diverse, per cui sarà una partita da giocare da interpretare in maniera diversa rispetto a quelle di domenica scorsa. Le tue sensazioni quali sono? No, i ragazzi stanno bene, i ragazzi sono allenati benissimo e anche da un punto di vista della condizione atletica continuano ad essere sempre più brillanti, per cui bene, le sensazioni sono buone. Che settimana è stata in casa Agregas? No, una settimana di serenità, di tranquillità, però sicuramente dobbiamo stare calmi, sereni, non farci prendere da troppo entusiasmo perché è stata una partita di Coppa Italia, una singola partita, per cui dobbiamo stare con i piedi per terra. Nel dettaglio il Ragusa che avversario è? È un avversario che sa giocare a calcio, che ha delle trame importanti, per cui bisogna stare attenti da un punto di vista soprattutto tattico. Un altro bel banco di prova in vista dell'inizio del campionato. È uscito il girone, come ti sembra, questo girone I? È un girone complicato, con grandi piazze e noi dobbiamo tentare di lavorare sempre di più. Cristian Jama, l'Agregas domenica affronta il Ragusa in Coppa Italia, siete pronti per questa partita? Assolutamente sì, siamo pronti, abbiamo fatto una settimana ancora intensa con i lavori, quindi sarà sicuramente una partita importante per noi per vedere se siamo migliorati in qualche situazione. La vittoria contro l'Igea ha innalzato il vostro morale? Sì, un pochettino, ma dobbiamo ancora tenere i piedi su terra, questo ancora iniziato, deve iniziare, quindi dobbiamo scegliere la strada giusta per arrivare fino in fondo il più alto possibile. Contro il Ragusa domenica che partita ti aspetti? Sicuramente una partita difficile, loro hanno una bella squadra, un allenatore che fa giocare bene la squadra, quindi noi saremo più attenti di quello che siamo stati domenica scorsa, quindi ci tendremo a fare una bella partita. No? Si conosce il girone dell'Agregas, dammi un giudizio sulle avversarie. Ci sono avversari di tanta storia, quindi, ma anche noi siamo per la strada giusta, quindi sicuramente sarà un campionato molto molto difficile e penso che anche sarà un po' regolare il campo. E il Pro Favara incontrerà domani a Caltanissetta la squadra del Nissa come gara di ritorno della Coppa Italia. La Pro Favara domani affronta la Nissa nella partita di ritorno della Coppa Italia, forte del 3-1 conquistato sul campo neutro di Porto Empedocle, in quanto ancora lo stadio di Favara non è disponibile per i lavori di restyling. Ha affrontato una settimana definendo i carichi di lavoro e preparando la partita a meglio. Certo, il risultato di 3-1 fa ben sperare, ma non tutto deve essere dato per scontato. La Nissa infatti è una delle squadre più forti del campionato d'eccellenza. La società di Caltanissetta non ha nascosto le proprie velleità di vittoria, di conquista del campionato e di passaggio del turno, e per questo sicuramente farà di tutto per recuperare il gap di domenica scorsa. Mister Catalano, il suo entourage tecnico ma anche la società sono pronti per affrontare non solo questa partita di ritorno ma tutto il campionato di eccellenza nel migliore dei modi. Sentiamolo. Diciamo che la prima parte della partita è finita perché si gioca in 180 minuti.
abbiamo fatto bene, l'abbiamo vinta, però non dobbiamo cullarci perché sappiamo che domani sarà una partita diversa, cercheranno in tutti i modi di metterci in difficoltà e magari ribaltare il risultato, e noi questa settimana abbiamo lavorato proprio per questo, perché abbiamo bisogno anche domani di fare bene e di portare a casa un risultato positivo. Un risultato positivo, ben sperato, perché il campionato è già pronto, sono usciti i calendari e quindi ci aspetta veramente una gran corsa. Assolutamente, però prima di pensare al campionato pensiamo a questa partita di domani, che è già importante. Superare il turno ti dà entusiasmo, ti fa stare bene, si lavora bene durante la settimana, quindi questo è il nostro primo obiettivo. Poi da martedì penseremo alla prossima partita. Che settimana è stata? I carichi di lavoro sono già definiti? La preparazione atletica è già terminata o ancora bisogna lavorare? No, abbiamo fatto una settimana tipo, ormai abbiamo quasi finito, diciamo, i carichi di lavoro, tutto quello che si poteva portare dalla preparazione, quindi abbiamo fatto una settimana normale lavorando per la preparazione alla partita, naturalmente toccando un po' tutte le cose che ci possono servire. I ragazzi stanno abbastanza bene, sono pronti, sono consapevoli che domani sarà una partita difficile, però credo che siamo in grado e abbiamo quell'esperienza giusta per giocare queste partite. Commentando la partita con la Nissa del primo turno, ho detto che la Pro Favara parte da un'ossatura già ben definita e con innesti veramente importanti, credo che abbia fatto un ottimo organico. Sì, è vero, noi abbiamo fatto delle scelte ponderate, abbiamo confermato i giocatori che ritenevo e che la società ha ritenuto giusto per poi aggregare dei giocatori di qualità, giocatori di esperienza, e credo che questa rosa rispetto all'anno scorso abbia fatto un salto di qualità. Quindi un campionato al vertice, come più volte detto dalla società? Sì, la squadra è stata costruita per questo, quindi non credo che ci possiamo nascondere, però sappiamo che il campionato presenta tante insidie, quindi bisogna essere bravi, bisogna essere pronti, soprattutto bisogna essere bravi nei momenti difficili, perché durante una stagione ci possono essere sempre, però siamo anche consapevoli di avere da parte nostra quell'esperienza e quella forza che ci porterà sicuramente per lottare per un posto importante. All'inizio ci sarà un piccolo handicap, ovvero non avere lo stadio. Sì, questo è anche vero, e questo sicuramente è una pecca sia per noi sia per la società e anche per i tifosi che ci seguono sempre in massa, però da parte nostra dobbiamo fare il nostro dovere, dobbiamo essere pronti anche a questo, e quindi i ragazzi sono consapevoli che giocare dentro e giocare fuori per noi non deve cambiare assolutamente nulla. E sentiamo il collega Carmelo Lendini nella sua panoramica sugli eventi che interessano le squadre di calcio agrigentine. Anche nel campionato di eccellenza si disputano questa domenica 3 settembre a partire dalle 15:30 le gare di ritorno di Coppa Italia Memorial Gianfranco Provenzano, dedicato al campionato appunto di eccellenza. Nel girone A sono pronte ad affrontarsi Castellammare Atletica Club Palermo, ma questa partita si gioca questo sabato a partire dalle 15 e l'andata era terminata 2-0 in favore dell'Atletic Palermo. Poi ci sarà Aspra Casteldaccia, Marineo Misilmeri, Sciacca Folgore, che ricordiamo si gioca alle 16 e che la gara di andata era terminata 2-2. Accademia Trapani Fulgatore, che avrà inizio alle 14:30, alle 16:30, mentre il Castelbuone giocherà contro il Geraci e si ripeterà la partita Nissa Pro Favara. Ricordiamo il risultato 1-3 in favore del Pro Favara, che segnerà chi dovrà andare avanti in questa competizione. Infine si giocherà Mazzara contro il locale Mazzara 46 a partire dalle ore 17. Anche nel campionato di promozione si giocano le gare di ritorno delle gare di Coppa Italia 16esimi di andata, e si giocherà a campi invertiti, quindi si giocherà Gemini Camarat con questa prima squadra che ha ottime chance di passare il turno avendo vinto 2-0. Poi ci sarà al Collura Empedoclina Casteltermine
Questa gara praticamente era terminato 1-1, quindi domenica si conosceranno le due squadre agrigentine che accederanno al turno successivo. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo un buon fine settimana.